Strapunto. Lo so, ma ero morto, ti giuro che ero stanchissimo, cazzo. Pariare anche pariare, Tutto venerdì, sabato. dopo tensione, Ma credi, io ti ero carichissimo, E poi dopo ero lì, mi sono state le forze. vabbè dai. E ho accelerato il terzo ripresa. La prima aveva vinto lui, la seconda io lì e la terza. Non era pari la seconda. E lì alla terza vinceva che accelerava la terza. Buon dai. Come così il match, fuori programma, limiti geografici con la botta tra Riccardo Pala, Box Covese e di Carlo Brook, pugilistica Rodigì. Chiamo a premiare i due pugili Alessandro Brasola, titolare della Legends Academy di Villatore, che è la nuova succursale della Box Covese. Con Alessandro Brasola, come insegna anche nel secondo posto. Bene pugili al centro ring, all'inordito finale, grazie. Pronti per il verdetto, vince a Mago Rosso Riccardo per la Box Covese. Dai Gianni! E contro uno dei suoi. Sì. Infatti non mi piace mai vedere queste cose qua. Però dai, almeno dici che vinca il migliore e basta. Seguiro e attendiamo il suo antagonista Edoardo Perché, il compagno di scuderia. La finale di kg 67, anche questa finale regionale ovviamente, tutti i vincitori approderanno alle finali per i campionati italiani assoluti elite. Il gruppo Edoardo Perché, Cubo Box e Guina.
Danny fra Cubo Box 2, tra riprese a 3 minuti ciascuna, Danny si collega e dirige. Questa finale è Almeno c'è allenatore che è 67. imparziale, dai. È allenatore imparziale. Per forza. Ora Bonifacio all'angolo. Dai ragazzi! Stellini impara un Bonifacio. All'angolo. Vediamo. Dai Gianni, Nero! Prima ripresa. Non c'è scritto sui pantaloni. Perché il rosso lo chiamano Canelo? Sì. Bello. Dai ragazzi! Bello l'incrocio. Mi sembra un po' più in palla oggi, Gianni, qui non ci divertiamo. Usa il jab. Dai ragazzi! Non usare solo il destro, usa il jab. Adesso cosa siamo? 5 e già 5 6 7 8 usa il jab. Forse uno è saltato. So che sentivo parlare prima gli allenatori che hanno saltato quando c'era perché manca o no, uno di questi qua. In teoria c'è uno delle Union Box Mestre che ha detto che c'è uno dei suoi che vince per mancanza, perché si deve avere infortunato l'altro. È quello che mi piace molto. Dai ragazzi! Dai! Col gancio, parti col diretto, no col gancio, no, ci arrivi col diretto. Il gancio, eccolo là, vedi col diretto ci arriva. Termina così la prima ripresa. Prima vi ricordo sempre che premieremo il miglior premieremo anche la società che ha ottenuto i migliori risultati, poi premieremo il pugile più giovane, ovviamente, perché è importante quello, e il premio fair play finale per questa giornata pugilistica. Ha combattuto contro Mina ieri. Dovrebbe essere saltato, cioè vince perché il suo avversario si è infortunato. Seconda ripresa. Perché si è tagliato sulla palpebra e non riesce a... È della tua box o quello che doveva comprare?
Più in forma oggi. Gianni oggi è in forma. Ma no, quel gancio là, se andava col diretto lo prendeva. No, ieri veramente ha fatto schifo. Sì. Anche che lui fa un combattuto malissimo. Sì, ma non sta lì a prenderle dietro, perché fa quel gancio là. Metti il montante destro ogni tanto. La testa. Vedi che non c'è il suo avversario, teoria. No, quello là. Quello là in teoria. Però non è lui che si sta. Se va indietro perde. Se va indietro Gianni perde. Perché il Cannello ha anche un quindi non capisco perché non sfrutti il Cannello che ha. Chiarire così la seconda ripresa. Per il prossimo match, il prossimo finale, saliamo di categoria chilogrammi 71. Invito a prepararsi Moreno Caneva, box piovese, ed Efe Osanguoni della pugilistica Rodigina. Sarà loro il prossimo match, la prossima finale a limite di chilogrammi 71. Mamma, adesso lo vedi. Roberto so che non combatte. E la terza ed ultima ripresa. Che è il ragazzo con il gesso. Ecco con il gesso. Allora, questo che sa dare. Se mette più colpi perde è rosso. C'ha le mani pesanti quello là della Rodigina. Facile che faccia un KO. Chi? Sì. Butti in avanti, quando si butti in avanti col destro devo mettere che il montante destro. Dai. No, non si può smontare. Non c'è il suo avversario. Non si deve smontare. Ciao.
Comunque uno è saltato. Il match è saltato. Se vuoi beh. Eh sì, è quello. Infatti stavo per dirlo io, che si vede che sono la stessa squadra. Siamo uno sparring tipo. Ma adesso meno fissa. Chi si risparmia? E termina la finale di Logami 67 tra Edoardo Bertico Box e Gullo e compagni di scuderia Tank Gianni Autobia, sempre come Box e Gullo. Tra poco il verdetto conosceremo il vincitore e il campione regionale. Campionamento di questa categoria per l'appunto Logami 67. A premiare il nostro presidente della Box Piovese, Andrea Scalise. Non so chi abbia vinto, però sono contento. E i pugili a centro ring per ricevere il verdetto finale, grazie. Diamo il verdetto, vince del nuovo campione regionale categoria chilogrammi 67 all'angolo blu Ted Gianni Autoria come box 2. Dalla parola suo compagno di scuderia Edoardo Bertini, sempre come box 2. Premio Andrea Scalise, presidente della box piovese. Non è un torneo, qualcuno deve vincere. Qualcuno deve vincere in un torneo. Un applauso per i due pugili. Siamo pronti per la finale chilogrammi 71, saliamo di categoria. Resta Dani seduti sul ring a dirigere il match. E vediamo sul ring Moreno Caneva, box piovese, ed F. Osabuoni della pugilistica Rodigina. F. Osabuoni, pugilistica Rodigina. Finale chilogrammi 71, 3 riprese da 3 minuti ciascuna, a dirigere sempre Dennis Incaruti. Mamma, questo me lo voglio guardare. Vuoi aprire un centro scommessa? Facciamo? Puntiamo? Prima ripresa. Usa lungo.
metti il montante sta bene. Metti il montante in uscita. Metti il montante. Bello là. Ora. Ancora. Rientra col diretto destro, no? Dai. E di nuovo diretto in uscita, io non mai nessuno. Termina così la prima ripresa. Seconda ripresa. Bello il sinistro. Bello il sinistro là. Metti il montante in mezzo e rientra. Bello! Razzo il sinistro.
sono incrociati di brutto. Col calcio sinistro, col calcio sinistro chiudo. Non puoi star lì con la propria mossa. Tu li schivi, ti riprendi. Stufo. Col calcio sinistro, Chiudi col calcio sinistro. Ma perché? Ma perché? Questo è bravo. Termina così la seconda ripresa. Dopo questo match avremo una brevissima pausa per premiazioni, interviste con i personaggi importanti ovviamente, dovremo anche effettuare 2 premiazioni, poi riprenderemo con le finali elite. Dicevano che ero saltato, mi sono messo. E la terza ed ultima ripresa. Bravo! Hai visto calcio sinistro non ne sta? Bravo! Bravo! Bravo Efe! Chiudi ancora il calcio sinistro! Io va a metterlo bene col gancio! Metti jab. Sulle mani, Efe! Efe sulle mani! Efe, metti diretto destra e calcio sinistro appena arriva! Fermati a centro lì! Finalmente il montante l'ho messo. Ancora
braccio sinistro, prima però, appena arriva. Bravo! Metti un tante in mezzo, un coltello che entra. Potrebbe così la finale alle limiti con la messa 71 con la Moreno Chiave, ma box Piovenese Def, Osano in pugilistica. Una decina, tra poco il verdetto finale. Sono Enrico Andrea Scalise a premiare i due pugili. Abbiamo il verdetto, vince del nuovo campionato regionale chilogrammi 71, l'angolo blu F Agognone, pugilistica Rodicina. Grande applauso anche per la Caneva, box Piovenese. Premio Ferdi dalla Roseria Ragazzi di Santa Lucia Paola. Bene, salutiamo i due pugili che scendono al ring, restiamo su, Andrea resta pure su. Sì, una premiazione veloce, Dennis. Allora Andrea, il maestro benemerito Ginofreo sul ring, grazie. E chiamo anche Alessandro Brasola, ovviamente titolare della Legends Academy. Dobbiamo vedere due premiazioni, ne approfittiamo in questo breve intermezzo. Che risultato Freddy del Cubo, Junior Box Master 1948, grazie. Ecco il maestro che sta arrivando. Abbiamo Giusto con Freddy del Cubo, eccolo qua, ciao. Per ricevere un premio come pugile più giovane di questi campionati e anche finalista di questi campionati regionali. Eccolo qua. Se volete fare anche le foto ovviamente, anzi promettente. Poi dobbiamo premiare la società che ha ottenuto i migliori risultati. Cubo Box e Guiro, quindi il rappresentante, eccolo qua, Jesus Solano. Mi permetti di dire Aldana, eccolo qua, Aldana, eccolo qua, Aldana. Cubo Box e Guiro. Consigliato al maestro del merito Ginofreo, eccolo qua, se volete fare le foto, una dama. Sì, chiamo anche il maestro Favaro delle Junior Box Maestre 1948, grazie. Eccolo qua, che è il maestro di Federico Luna, ovviamente finalista e vincitore pugile più giovane di questi campionati regionali. Benissimo, allora, due parole, facciamo dire ovviamente a Gino due parole, perché dopo deve presentarsi per il match di Pozzato. Niente, buonasera, grazie a tutti, siamo alla terza giornata, alla finale.
Gli organizzatori sono un po' stanchi, ma siamo qui. Ecco, bravi ragazzi, soprattutto complimenti, che hanno dato tutto sul ring, hanno combattuto realmente, e questa è la cosa principale. Le parole prima che ha detto il nostro presidente regionale del CONI sono da sottolineare. Ecco, lo sport insegna, e dico anche una cosa, che proprio in questo momento che viviamo, in questa era, che purtroppo ci sono pochi valori, ecco, lo sport ha ancora questa grande capacità. Non me ne voglia, e pugilato credo ancora anche di più, anche tutto lo sport aiuta, e soprattutto l'agonismo, perché ragazzi, vincere siamo capaci tutti, ma perdere, e questo si insegna molto a perdere, perché il 50% avete visto perdere, ma perdere vuol dire avere la forza di rifarsi e di risollevarsi e magari di vincere le sfide più importanti. Quindi mandate i genitori, fidanzate, giovani, frequentate lo sport, e se è possibile fate l'agonismo. L'agonismo leale, sincero, senza mete, ma vi insegna molto a crescere e a diventare uomini. Grazie maestro Bernardo, che anche la metafora della vita si cade, ci si rialza, ci si riscatta ovviamente. Sì, maestro vuole dire due parole come ospite. Tu Jesus, Adama, un saluto di spagnolo in cubano. Todo bien, gracias Pio Exacto por la hospitalidad. La figlia dello Díaz. E si devo buttare con Jesus, in cubano e portoghese. I saluti al presidente. Allora, intanto vi ringrazio, visto che 3 giorni c'è stato sempre un grande pubblico, quindi merito poi anche vostro che le serate riescono bene. I pugili si sono comportati in tutte queste 3 serate molto bene, abbiamo visto dei bei match, combattimenti leali, e non ho visto situazioni molto strane, quindi devo dire veramente correttezza. Per me è importante questo, perché poi alla fine, come diceva il maestro Freo, perdere nella vita è una cosa che capita tutti i giorni, e sinceramente io dalle mie sconfitte ho imparato tanto, poi dalle vittorie l'autostima cresce, però è dalle sconfitte che si impara qualcosa, ecco. Quindi, e poi questa sera poi abbiamo anche l'onore di avere Alessandro Brasola della Legion Academy di Villa Tora, è una palestra che è aperta da poco, con la quale abbiamo intenzione di fare una bella collaborazione, c'è una succursale, quindi vorrei magari che Alessandro dicesse 2 parole. Grazie, sono contentissimo di essere qui. Siamo una piccola realtà che sta crescendo in questo momento e è aperta a tutti, spero di vedervi più presto tutti quanti in palestra da noi, dove possiamo iniziare questo percorso per l'agonismo e per crescere tutti insieme. Grazie mille. Però vorrei richiamare nuovamente, a far configurare prima, il professor Ponchio sul ring, grazie nuovamente, perché è giusto e doveroso, eccolo qua. Non ha cambiato opinione, sempre sulla box e tutto quanto. Grande, un saluto però finale da parte sua. Sì, saluto solo perché pare che sia andata bene quello che ho detto prima, non voglio ripetermi, confermo quello che ho detto, siete un grande movimento, meritate molto, tutto lo sport merita anche di più di quello che riceve, però noi lo facciamo per la società tutta, e siamo contenti di lavorare per il futuro dell'Italia. È stato un riconoscimento giustamente per il professore Ponchio, eccolo qua. Il nostro Dario Ardento, eccolo qua, 38 anni di gloria, box piovese. Fotografia. Beh, grande sì. Grande. Anche i commenti del presidente. Grande. Intermezzo è riuscito molto bene con la trazione pugilistica. Allora vorrei un applauso per tutti i collaboratori della box piovese, perché giustamente li sposo, perché merito loro
se siamo riusciti a gestire questa prigione pugilistica. Riprendiamo con il match di finale. Grazie. Anche l'avversario qua. Ma anche l'avversario. Per Wonder Pro. Stop. Onorevole verdetto. Vince l'angolo blu. Vince per K1. Vince l'angolo blu. La squalifica dell'angolo rosso. Questo che peso è? Penso prendi per il verdetto. Allora, vince per il walkover il nuovo campione regionale chilogrammi 80 Emanuele Iuveli a Roma, Junior Box Master di 1948. Anche il prossimo non c'è. Undercover anche qua.
A vedere, sì. Da quello che so io, uno era infortunato, si era rotto il dito. E l'altro si era tagliato sul sopracciglio e non ha voluto rischiare che si aprisse più il taglio. Quindi c'è l'ultimo match che è quello da 86. Se non ne è saltato anche quello, perché non vedo il suo avversario. Sai che è saltato? Stop del match. Commissario, per cortesia, grazie, quello qua. Vince l'angolo rosso! Dietro! Vince l'angolo rosso, visto io! Pronti per il verdetto, con i cartellini, diamo il verdetto ufficiale ovviamente. Allora vince per walkover del nuovo campione regionale chilogrammi 75 Roberto Mongi, della Massa Fumetta. Sa che anche l'ultimo è saltato. Per adesso passiamo all'ultima finale, chilogrammi 86. Sul ring saliranno Pasquale Conte, Treviso Ring e Marco Pozzato, box Piovese. Gli ultimi tre sono saltati tutti. Ah no, c'è, no, c'è. Sui segretari si dovuti per questa finale Pasquale Conte, Treviso Ring. Antonio Monfiori della box Piovese, Marco Pozzato. Il mio è meglio, io sono Ora un attimo di attesa, poi sono pronti per la finale al limite dei chilogrammi 86. Marco Pozzato, box Piovese. Sono sempre tre le riprese da 3 minuti ciascuna e tennis è venuti ovviamente a dirigere questo match in palio il titolo regionale chilogrammi 86. Prima ripresa. A sinistra se ne mancino.
Dai, Marco, dai! Contact. Bene così la prima ripresa. Stanno facendo riprese da 3 minuti. Tutti i maggiorenni fanno Seconda ripresa. le ragazze quando vanno nel professionismo fanno ripresa a 2. Professionismo. Le ragazze fanno ripresa a 2 minuti, non so perché. Faccio un colpo solo.
E la terza ed ultima ripresa. Vai Marco, vai Marco! Easy tu! Perché a testa è sempre avanti! Arbitro a testa! Vediamo no? Richiamelo! Vai Nardo! Sì! E a testa! Vai Nardo! E chiamo così la finale per il numero 86 tra Pasquale Conte tra Miseria e Marco Pozzato, box Fiorese. Bellissimo match. Andiamo al verdetto finale per conoscere il campione regionale chilogrammi 86. Finale, grazie. Pronti per il verdetto? Vince la nuova campione regionale di chilogrammi 86 all'angolo blu Marco Pozzato Fiorese. Hanno preso anche a Pasquale Conte la Treviso Ring. Mario protagonista, questa è stupenda finale.